cari colleghi, sono anche da parte nostra alcune considerazioni da fare. La prima è che, se ricordiamo bene, 1419 cittadini di Caorle hanno votato per il gruppo che rappresento. Sono, se ricordo bene, il 21,01% degli elettori di Caorle. Per un attimo voglio solo ricordare che, aggiungendo il 1964 della precedente che ha preso il sindaco Striuli più il 935 di Commisso, praticamente, se guardiamo un po' le percentuali, il signor sindaco può godere adesso del 63,93% dei voti dei suoi concittadini, quindi una maggioranza assoluta rispetto a qualsiasi altra considerazione. Volevo anche dire che i 6 consiglieri che le hanno praticamente tolto la fiducia hanno preso tante preferenze, sono tutte sommate, tante quanti voti ha preso l'assessore Commisso, quindi per dare un po' il peso e le misure di come mettere un po' la situazione. Detto questo, credo che ciascuno dei 1419 elettori di Caorle che hanno votato per il gruppo che io rappresento ci hanno votato per andare a governare questo paese. È stata una competizione con altri candidati sindaci, per me sono sempre stati degli avversari politici e non dei nemici, una competizione sulle basi prima di tutto di un programma che i nostri gruppi avevano elaborato. Vi dirò la verità, mi è dispiaciuto perdere questa competizione elettorale, non è piacevole per nessuno perdere qualsiasi tipo di competizione, ma in questa circostanza soprattutto mi è dispiaciuto perdere per le persone che mi avevano dato la loro fiducia, il loro impegno e che ci avevano messo la loro faccia. Però abbiamo perso e con molta serenità ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo intrapreso il ruolo che spetta le opposizioni, questa opposizione. Abbiamo cercato così di cogliere le contraddizioni della maggioranza, evidenziando gli aspetti della vita amministrativa che ci sembravano più attuali attraverso numerose interpellanze, quasi una cinquantina, se ben ricordo, che prendevano spunto né più né meno dalle linee guida del nostro programma. Poi, dopo un anno e mezzo dall'insediamento, ecco che arriva la crisi di giunta e di maggioranza. Crisi, secondo alcuni, annunciata da tempo, ancora prima delle elezioni, secondo altri dovuta a gravi incomprensioni e sfiducie reciproche tra assessori e sindaco emerse del tutto subito dopo la firma del patto. Per quanto riguarda questa crisi, devo riaffermare che noi non siamo stati gli ispiratori, nemmeno la causa delle dimissioni di 3 assessori e degli altri consiglieri. Abbiamo assistito da spettatori al venire a galla delle contraddizioni che minavano la precedente maggioranza consigliare, che a nostro avviso sono dovute solo al fatto che, avendo il Consiglio una maggioranza all'interno di un determinato gruppo di orientamento politico, questo gruppo voleva dettare l'agenda al sindaco, quindi o comandava il sindaco eletto dai cittadini o comandavano i consiglieri comunali. Questa secondo noi è stata la vera contraddizione emersa. Abbiamo assistito comunque a tutta una serie di passaggi politici dove noi non siamo mai stati considerati, coinvolti o interpellati. Anche quando, come minoranza, abbiamo dato in un momento di vuoto politico la nostra disponibilità a dialogare con tutte le persone di buona volontà, a cui stava a cuore il bene di Caorle. Il nostro invito ben inteso era rivolto a tutti i consiglieri presenti in questo Consiglio, che per noi erano, sono e rimarranno ben distinti nelle loro appartenenze e scelte, ma uguali sempre nella considerazione e nel rispetto personale. Alla fine abbiamo condiviso un progetto con chi ha cercato con noi un dialogo, perché vedete, nel momento in cui noi siamo eletti come consiglieri comunali, a colui che ha preso meno voti di tutti e a quello che ha portato a casa più voti di preferenze siamo tutti uguali,
non è scritto da nessuna parte che uno è più importante di un altro, non è certo nemmeno l'appartenenza ad una lista o ad un'altra che fa la differenza tra i consiglieri comunali. Quello che conta è il legame che ciascuno di noi ha con il suo elettorato. Lo voterà o meno a seconda che abbia meglio interpretato il suo ruolo, ora di amministratore, ora di oppositore. È stato per questo che dopo aver interpellato la nostra base elettorale, nel momento in cui ci è stata data la possibilità per il nostro gruppo di poter partecipare direttamente alle scelte amministrative di questo Paese, è stato fisiologico per noi assumerci questa responsabilità. Cosa dovevamo fare se non esaudire le indicazioni dei cittadini che ci avevano votato? Quali sono queste indicazioni? Certamente quelle di realizzare il nostro programma che avevamo illustrato durante la campagna elettorale, programma che abbiamo cercato di sviluppare attraverso le nostre interpellanze, programma che è stato votato da oltre 1400 cittadini, programma che intendiamo portare avanti ora che siamo in maggioranza e che abbiamo potuto confrontare con quello dei colleghi con i quali adesso possiamo lavorare assieme. Quale programma? Quello che mi preme sottolineare è che non esistono solo i metri cubi proposti ora come terme, ora come vincoli o svincoli di colonie, ora come impegno urbanistico di aree urbane o agricole. Il dibattito politico non può sempre girare attorno alle speculazioni e nemmeno alle congetture o ai processi alle intenzioni. Molti in questo periodo hanno cercato di accreditare Caorle come un paese mafioso, dove le regole sono dettate da minacce ed intimidazioni. Altri hanno basato tutta la loro azione politica sul vincolo o svincolo di strutture recettive. Ma Caorle non è questo. Caorle è una cittadina dove esistono per esempio 128 associazioni di volontariato, dove ogni anno vengono organizzate eccellenti manifestazioni culturali, dove nonostante le difficoltà che ben tutti conoscono, i turisti lodano ancora l'ottima accoglienza, dove esistono eccellenze professionali nel campo delle arti, basta pensare alla musica e anche ad altri settori. Domenica scorsa sono stato 2 volte in centro civico, la prima un convegno organizzato dalla lista Borin, dove ho sentito parlare di mafia e di minacce con oratori di spessore come, oltre ai nostri consiglieri comunali Borin e Fabero, anche da un onorevole del Movimento 5 Stelle e da un giovane avvocato di Campo Novara che ha scritto un libro sulla mafia del Brenta. Facile l'accostamento con Caorle. Però poi al pomeriggio sono andato per partecipare anche all'istituzione di un'associazione Onlus per curare i pazienti con diabete in memoria di Michela Dorigo, una nostra giovane concittadina deceduta tragicamente in incidente stradale, come tutti sappiamo. Mi sono chiesto, ma qual è Caorle? Mi sono chiesto, ma è la Caorle quella del mattino o è quella del pomeriggio? È la Caorle assimilata a Felice Maniero e alla Mala del Brenta o è quella della solidarietà e delle 1000 iniziative sociali e culturali? È quella anonima e vile di molte pagine di Facebook e Twitter o è quella dove persone con nome e cognome, con difficoltà e fatica elaborano progetti per il loro paese? È quella del vuoto umano e politico cercato di riempire con i metri cubi o è quella delle idee e dei contenuti? Perché, cari amici, se volete che discutiamo di progetti, allora il nostro gruppo non ha nessuna paura di confrontarsi con chi che sia. Ma se volete trascinarci nella palude della polemica, allora avete sbagliato interlocutori. Signor Sindaco, per quanto ci riguarda, lei ha tutta la nostra fiducia e può lavorare tranquillamente fino alla fine del suo mandato. Grazie Capogruppo Zanon. Consigliere Teso. Io ho ascoltato con piacere Capogruppo Zanon perché quando lei racconta, da 1 anno e mezzo che sento racconti epici, richiami proprio per la sua forte cultura generale in materia, però evidentemente vede, ha fatto alcuni passaggi. Io mi chiedo, quel 23 dicembre che era in chiesa, ha avuto l'illuminazione, magari era fuori da tutto quello che succedeva, anche lei ritorna in temi che comunque hanno toccato questo paese. Che
a dire abbiamo chiuso, il sindaco ha dato la sua risposta, i consiglieri da loro, i coerenti faranno il resto. Però vede, lei ha parlato di infangare cosa, di toccare cosa, le interpellanze che lei ha fatto assieme al suo allora consigliere Marco Giro, ora assessore, ne vada anche a rileggere forse, perché evidentemente ha infangato anche con le interpellanze e ha fatto alcune dichiarazioni pesanti. Ora, se la poltrona fa sì che tutto vada bene, ma ben venga, ma poi le interpellanze le faremo, saremo qui per lavorare assieme, però prima di dire di essere tirati di mezzo, perché nessuno l'ha tirata di mezzo, nessuno ne ha parlato quando ci siamo dimessi, perché comunque le dimissioni, e ha parlato il sindaco, fa quello che vuole, il sindaco è sua prerogativa, può fare, decidere, e il sindaco ci mancherebbe altro, ha fatto, gli assessori hanno fatto una scelta, si sono dimessi per determinati motivi. Abbiamo ripetuto le registrazioni e quant'altro, evidentemente non andavamo più d'accordo, ma è stato il primo sindaco con le registrazioni che mancava di fiducia. Quindi questo non esula dal dover continuare a lavorare, ma non puntare il dito continuamente, screditando comunque anche l'operato degli altri. Grazie. Capogruppo Morin. Grazie Presidente. Anch'io francamente mi sorprendo del fatto che finalmente, parafrasando quella che era un'interpellanza fatta dal capogruppo Zanon e dall'allora assessore Antelmo, finalmente il dottor Zanon abbia battuto un colpo che ci si aspettava battesse anche il 23 di dicembre, quando invece zitto zitto è passato a riscuotere quello che era un impegno per entrare in maggioranza, mentre fino all'ultimo era fuori. E in effetti questo andrebbe detto, anzi va detto, che il capogruppo Zanon, e quindi di riflesso anche il consigliere Giro, oggi assessore, fino all'ultimo non erano in maggioranza. E allora alla luce anche delle dichiarazioni rese questa sera dal sindaco, che meriterebbero e senz'altro meriteranno nelle opportune sedi maggiori verifiche, forse non andrebbe neppure escluso che, pur essendo certo, perché di questo c'è prova documentale, come già riferito nelle opportune sedi, il sindaco ci ha riferito di aver ricevuto le minacce. Mi scusi, capogruppo Borin, la interrompo. Stiamo parlando di linee programmatiche. Io sto parlando, credo che siete sia lei che il consigliere se mi deve interrompere perché vado oltre i termini, ma se mi deve interrompere sul contenuto delle mie dichiarazioni abbia pazienza. La sto invitando a rimanere nel contenuto. Sono nel dilemma, mi faccia parlare e arriverò anche al punto, oppure vuole parlare lei per me? Va bene? Sono un presidente, vice sindaco, non so come chiamarla, ma io non ho messo di mezzo il termine minacce. Ho già detto che il termine è assodato, il sindaco ha dato la sua, quindi faccia il presidente non di parte ma imparziale. Si sto soltanto richiamando alle delibere che stiamo discutendo, che si tratta di discutere di linee programmatiche. Infatti nessuno ha parlato, non faccia il mio nome, nessuno ha parlato di quello che ha riferito a lei. No, ascolti bene. Consigliere Tesa. Capogruppo Borin, prego. Grazie, riprendo il filo del ragionamento. Dunque il sindaco sappiamo per certo che ci ha riferito di aver ricevuto le minacce. Poi se queste minacce sono vere o meno è un altro discorso. A questo punto c'è anche da chiedersi se effettivamente il sindaco ci abbia detto la verità, oppure abbia mentito anche a noi. Perché, guarda caso, il giorno in cui arriviamo in Consiglio Comunale, il 23 dicembre, raccoglie, e anche di questo si prova documentare, l'adesione dei consiglieri Zanon e Giro, e quindi magari, con il pretesto, scarica i consiglieri Borin e Fava. C'è da stupirsi, non c'è da stupirsi, non lo so, non sta a me valutare. Però io mi permetto di fare una valutazione sull'affidabilità di un sindaco che, al di là di aver riferito cose non vere, pure questa sera in Consiglio Comunale,
si propina con una nuova squadra delle linee programmatiche sulle quali quindi chiede un voto e noi dovremmo votare sapendo che poi alla fine c'è l'assoluta inaffidabilità. Capogruppo Zanon, grazie. Sì, non ho capito se il capogruppo poi è intervenuto per continuare quello che ha detto prima, oppure se aveva qualcosa di particolare da dibattere quello che ho detto io. Capogruppo Bonin, prego. Grazie Presidente. Mi stupisce il capogruppo Zanon faccia una domanda del genere, se non ha capito un problema è suo, io ho fatto le mie dichiarazioni. Va bene, allora posso dire anch'io la mia, no? Visto che siamo qui in Consiglio Comunale, che abbiamo detto questa sera che dobbiamo dircele tutte. Il gruppo Bonin... Vi chiedo però la cortesia di No, mantenere la discussione sulla delibera che stiamo trattando, stiamo parlando di linee programmatiche. Vi chiedo questa cortesia qua. Siccome tutto è nato da questa interpretazione del programma, ci so che siamo in tema. Il gruppo Bonin, per quanto mi ricordo io, ha presentato non uno ma ben 2 programmi. Il primo, presentato dallo stesso capogruppo Bonin, durante una riunione con noi capigruppo e anche i consiglieri di questa eventuale possibile maggioranza. Ricordo bene che a metà di questa riunione il consigliere Favero si scusa perché deve andare via. Il giorno dopo il consigliere Favero invia un nuovo programma con correzioni ed aggiunte, a mio avviso, a nostro avviso, confessando in questo modo quello del suo capogruppo. Tra le aggiunte anche, come sappiamo bene, la revisione utopistica del progetto delle terme. Il capogruppo poi non reagisce, ma colto da una forma tipo sindrome di Stoccolma, tipica degli ostaggi politici in questo caso. Non fa una piega, anzi fa sue le mozioni di Favero. Il punto del programma incriminato viene alla fine ritirato dal sindaco per meglio votazioni in consiglio. Ci sono 2 versioni, come abbiamo visto, sul ritiro di questo punto. La prima, dice Bonin, è che il sindaco abbia ritirato il punto per gravi minacce di morte. Questo è quello che lui mi ha riferito verbalmente. La versione del sindaco, come abbiamo appurato anche stasera, è totalmente diversa. Diciamo che il punto è stato ritirato per delle pressioni atte a far rilevare che la revisione del progetto delle terme avrebbe comportato sicuramente un grave danno economico attraverso un contenzioso eventuale con il privato. Io personalmente non ho nessun motivo di mettere in discussione le parole del sindaco. In ogni caso abbiamo come gruppo apprezzato molto la sua prudenza nel voler ritirare questo punto del programma. Dobbiamo ritenere a questo punto che le bugie le abbia dette Bonin. Diamogli un beneficio di inventario, può darsi che abbia capito male, me lo auguro. Fatto sta che da questo momento inizia una specie di escalation. Come Pinocchio, nascondere le bugie alla fatina, le raccontava sempre di più grosse, al punto tale che il naso continuava a crescergli, così la lista Bonin Favero ha cominciato ad ingigantire facendo lievitare il caso. Invece di rivolgersi ai carabinieri o alla procura, si sono rivolti alla Lega Ambiente, che è subito intervenuta parlando di minacce di morte e di mafia a Caorle. Sui giornali le pressioni sono diventate prima minacce, le minacce sono diventate minacce di morte, confortate da foto di pallottole su Facebook e lettere ad hoc spedite al sindaco e ai familiari, qualche mente superiore ha confezionato e spedito. Pallottole e lettere sono diventate il pretesto per ulteriori dichiarazioni sulla stampa, per servizi televisivi e per un programma di ben 3 convegni consecutivi in 4 giorni dove vengono mescolate mafia, camorra, caorle ed amministratori locali. Quello che emerge da tutto questo è evidente. Mentre Caorle è il regno della mafia, Bonin e Favero sono i paladini della legalità. Il sindaco Strioli, pur essendo stato minacciato di morte, siccome non si è dimesso come desiderato dai più, ma addirittura si è permesso di imbastire una nuova amministrazione, allora tra le righe viene fatto intuire subliminalmente che pure lui deve
essere in qualche modo mafioso, e così tutte le persone che gli hanno dato credito. Se devo dirvi la verità, siccome tra le persone che hanno accordato fiducia al sindaco ci sono anch'io, mi sono sentito, e così tutti i componenti del gruppo che rappresento, molto e terribilmente offesi. Dal nostro punto di vista, con il Favero, che per alcuni mesi sono stati loro i primi fautori del cambio di maggioranza, al punto tale da farsi anche raccomandare da politici romani, devono aver ricevuto loro sì delle pressioni superiori, anche riferite da tutto a monte. Presidente, è stato trovato un valido pretesto, posso dare una parola interne? No, adesso finisco perché è una cosa, io sto dicendo la verità, è stato trovato un pretesto, va bene, per voler mandare a monte l'accordo che è stato fatto attraverso la produzione del vuole che parliamo di programmi. Parla uno di minacce e tappato la bocca, parla lei. Capogruppo, no, per cortesia, ultimi il suo dialogo. Parliamo di programmi. A proposito di programmi, era stato affidato su un piatto d'oro, non d'argento, la gestione del nuovo parco comunale di Caorle, va bene? Consigliere Favero, il quale naturalmente non si è preso la responsabilità di voler fare quello che per tutta, da quando lo conosco io, ho sempre cercato di portare avanti come progetto. È più comodo recitare la parte del cavaliere senza macchia e senza peccato, anche in previsione magari di future candidature politico-amministrative, magari sovracomunali. E così tanto reclamato amore per Caorle va a farsi fottere, per di solito torna conto elettorale, un tornaconto paragonabile solo a quello dei speculatori che tanto si vuole combattere. A nulla è interessato a far passare Caorle come un paese del malaffare, dove la mafia detta le regole, dove non esiste democrazia da 20 anni, dove il sindaco, questo sindaco, non si vuole dimettere sotto i fendenti così nobili cavalieri. Io non so quale sia stato il danno all'immagine che tutto questo ha comportato per Caorle. Un anno che dura ormai da un mese, un anno che vuole portare discredito non solo alle istituzioni ma anche alle singole persone che lavorano all'interno dell'amministrazione di Caorle. Bene, devo chiamare ancora il capogruppo o non so? Prima, anzi, buttata fuori Per cortesia, manteniamo l'ordine. Allora, parliamo del programma. Per noi, per esempio, è importante, viceversa di quello che pensavate voi, trasformare la nostra biblioteca da un deposito di libri, luogo di consultazione, in qualcosa di molto più attuale, quale uno spazio di studio, di ricerca, per quanto mi riguarda, anche di vendita delle immagini di Caorle. Pensa, mi ha detto un ex amministratore di una volta, vogliono tenere aperta la biblioteca comunale tutto il giorno, senza sapere che io ero uno dei fautori di questa idea, ma dove siamo arrivati? Certo, la cultura deve fare molto paura, specialmente ai cultori di interessi amministrativi acconditi. Noi vogliamo solo rendere partecipi tutti i cittadini, specialmente i giovani, soprattutto gli studenti universitari e liceali, per più presto saranno interpellati da noi, dal nostro assessorato, perché possono già da subito contribuire attraverso il luogo fisico della biblioteca con idee, proposte e collaborazione alla rinascita culturale e morale del nostro paese, del loro paese. Mi sono convinto ad ogni posto che dobbiamo favorire la partecipazione dei nostri giovani alla vita sociale e politica, sottraendoli agli spazi virtuali, tipo Facebook e altro, e favorendo le vere amicizie e le relazioni vere. Questo potrebbe essere per esempio una forma di prevenzione ad un rapporto sbagliato con il computer, dove si filtrano emozioni, condivisioni e frustrazioni, come abbiamo visto. Una tastiera che parla con amici fasulli molto spesso e tante volte commettendo anche delle scemenze solo per vedere di nascosto l'effetto che fa. Paragonabili quelli che hanno messo le pallottole sul computer a quelli che gettano sassi dai cavalcarieri delle autostrade. Sempre per favorire delle aggregazioni, visto che il capogruppo peso vuole che parliamo di programmi, noi abbiamo cominciato a pensare al completamento del teatro comunale della Profile. È mai possibile che i comuni a noi limitrofi abbiano realizzato il loro teatro e noi a Caorle, dove tra l'altro esiste un'enorme esigenza di rappresentazioni legate al turismo
costa meno che il teatro, e ha fastidio, volete che continui, avete voluto parliamo di programma, va bene, abbiamo pensato di organizzare un omnibus con un conto corrente dove ogni cittadino potrà contribuire alla realizzazione di questo teatro, magari destinando il 5 per 1000 dove saranno destinate una parte delle risorse sino ad ora assegnate ad altre associazioni. Ma non mi voglio dilungare nel particolare, voglio solo dire che vogliamo anche, abbiamo fatto in questi giorni una nuova iniziativa che è quella di costituire un osservatorio della droga e delle dipendenze. Non vogliamo sostituirci né alle unità sociosanitarie locali né alle forze dell'ordine che hanno sotto controllo il fenomeno delle tossicodipendenze, ma vogliamo solo creare uno strumento di raccordo tra i vari addetti ai lavori in grado di ascoltare i nostri ragazzi, le nostre famiglie, dove si possano gettare le basi per una sconfitta di questa lucrosa piaga sociale che più di ogni altro comune della provincia di Venezia colpisce il nostro paese. Adesso lo sappiamo tutti che Cavola è il comune della provincia di Venezia che viene più colpito dal problema droga. Stiamo mettendo a punto anche questo famoso, che abbiamo sempre cercato nelle nostre interpellanze, di poter ottenere il regolamento per le slot machine, pur essendo consci che lo Stato in questo caso non è che ci dia proprio una mano, ma comunque finalmente vedremo se riusciamo a farlo. Vogliamo parlare di case di riposo? È bene che i cittadini sappiano, come sanno certamente, che mentre tanta attenzione è stata data anche dalla precedente amministrazione al PAD, i famosi pubi, è stata persa l'opportunità di poter ottenere una nuova casa di riposo attraverso uno scambio di aree con i privati. Ora dobbiamo fare di necessità virtù, cioè adattare quanto meglio possibile la nostra ormai vetusta struttura. La nostra sfida è quella di realizzare o nella struttura delle case di riposo stessa o nella sede del pronto soccorso un centro sanitario per ricoveri di giornata dove si possono attuare quelle terapie, specie quelle oncologiche, che altrimenti richiederebbero tanti trasferimenti dei nostri cittadini. Ecco, questi sono i temi che ci stanno a cuore e che vorremmo sviluppare come attività amministrativa. Ci sono tanti altri argomenti, se volete, più che altro per rispetto nei confronti anche del pubblico che lo vuole tenere qua fino a domani mattina, ma su questi argomenti ben volentieri sono pronto a discutere con chi che sia. Però tornare ancora a discutere su questo argomento delle terme, su questo argomento, ha capito? Allora, lei vuole condizionare, il disegno è molto evidente, molto semplice. Quello che in qualche modo si è evidenziato questa sera, il vostro tentativo, ormai capisco la vostra frustrazione, ma dovete adattarvi a fare gli oppositori in maniera serena e tranquilla, e noi siamo qua pronti a dare le nostre risposte. Consigliere Tonò, è solamente per un invito che avevo fatto anche il 23. Presidente, lei adesso, cioè, è intervenuta fare il Presidente, è chiaro che lei è vice sindaco, per fare il Presidente non è così semplice, soprattutto in serate come queste che il discorso va da palo in frasca o in pertinenza o impertinenza. Però lei ha tutte le prerogative per svolgere il proprio mandato dal punto di vista del consigliere e di assessore o vice sindaco. Sostanzialmente come Presidente deve porre attenzione. Ora ha interrotto il consigliere e capogruppo Torino, non ha interrotto su questioni il capogruppo Zanò. Io non so come vi eravate messi d'accordo nella riunione del capogruppo qui, però mi sembrava che il sindaco avesse detto non è previsto la discussione nella... Capogruppo consigliere Tonò, so cosa avevamo parlato, cosa avevamo discusso, la ringrazio per l'insegnamento che mi sta dando. Io ho sentito da capogruppo Zanò parlare di linee programmatiche adesso ho sentito male a fare lo stesso. Prego, non l'ho sentito. Che qualcuno da ora in poi ha la volontà o ha l'autorevolezza data dalle circostanze di poter tornare sull'argomento precedente.
La ringrazio di averlo ricordato a tutto il Consiglio, la ringrazio consigliere Tronco. Consigliere Alterno, Allora, volevo solo chiedere due cose al capogruppo Zanoni. Intanto non condivido la lettura politica che lei ha dato all'inizio del suo discorso, prima che poi scivolasse in altri ambiti l'argomento. La lettura politica che lei ha dato è assolutamente non condivisibile, ce l'ha inventata, cioè non sta in nessun dizionario della politica, che la somma piuttosto di due di commisso piuttosto che è uguale alla somma di. Non è vero, questo diciamocelo pure, fa sorridere, vuole giustificare la sua entrata in una maggioranza, ma insomma è ridicola naturalmente. Il tema invece che mi interessa di più è il tema che lei poneva, che dice è stato nella logica politica, ma il suo gruppo era formato dal PDL, dalla Lega e dal PD, giusto? Giusto. Tutti e tre sono d'accordo con la vostra scelta e me lo confermerà dopo, me lo confermerà dopo, perché io non è risultato voci discordanti, però quindi se noi facessimo il ragionamento che fa lei, come si deve scorporare un po' i bacini dove lei ha colto e ha raccolto i voti. Dopo mi scusare. Se vuole rispondervi subito, ma è sicuro di avere ancora l'appoggio del suo gruppo di riferimento? Io so delle domande. dovete Ho fatto un'analisi politica un'opinione, come lei dire che è ridicolo. Lei dice la sua opinione, già a Fiore dire che è ridicolo, ha detto una cosa ridicola. È una somma aritmetica, è solo una somma aritmetica che in politica non funziona, no? Perché c'è tutti i conti che desidera fare, io ho tutti gli schemi, io sono capace di... Ridicolo sarà lei. Vabbè, mi scuso, non volevo offenderla, mi scuso. Sul ragionamento, mi scuso, non c'è nessun intento di offendere lei né nessun altro. Una cosa che a me colpiva invece era la sua analisi, quella successiva, quella che diceva quando Caure è quella della mattina, l'azione culturale, l'azione delle eccellenze musicali. Io guarda che le condivido tutte queste cose, le condivido perfettamente. Non condivido solo la sintesi che lei ha fatto ultima, cioè lei dice la mattina era una cosa, era quella di Borghi, il pomeriggio era quella della nostra compilante a Lorigo, era una cosa che lei ha apprezzato, immagino, e la sera non lo fa. Io dico che c'è un'altra ipotesi, secondo me invece esiste la terza ipotesi, la causa delle carriere. La causa della cultura, la causa dell'eccellenza culturale, la causa della macchina, c'è la causa delle carriere. E ho l'impressione, sempre, che la causa delle carriere sia dominante ultimamente, ma non ha mica prodotto, solo lei è rimasto fuori, sa, lei non ha mica appoggiato nessuno. Quindi il tema resta, che se lei arriva a giudicare, a dare giudizio di questo tipo, io insisto, dico guardi che il punto non è la causa culturale che tutti noi la conosciamo, la causa musicale che tutti noi apprezziamo, le eccellenze sono belle e noi vogliamo valorizzarle. Siamo con lei in questo. Ma c'è un punto stridente che lei non ha colto, che lei non vuole mettere, che è la causa delle carriere, che oggi è quella che sta dominando. E poi, come la mettiamo? Con la scorsa maggioranza voi portaste, mi ricordo, un'interpellanza rispetto all'orario di apertura della biblioteca. Orari di apertura della biblioteca che secondo voi disattendevano il tempo dello studio, no? Ecco, in quella interpellanza che lei oggi ha, come dire, in un certo modo riproposto come azione prossima, emerge che cosa? Che se questa maggioranza, la sua nuova maggioranza, voterà questa sua proposta, rinnegherà se stessa, ma non rinnegherà se stessa quanto ha detto Luca Antelmo, rinnegherà un fatto che era storico e che era inclusivo della logica, cioè quei dati che io le proposi in quell'interpellanza non erano dati miei soggettivi, erano dati oggettivi, dati delle entrate, della prevalenza, dello studio, dell'afflusso, dati che erano stati misurati. Lei era un medico scienziato, la misurazione la conosce. Un dato oggettivo, se lei sovvertirà, la scorsa maggioranza sovvertirà questa
decisione già presa, è come dire rinnegare a se stessa. E poi, la tassa di soggiorno, voi dovete controllare la tassa di soggiorno. Cosa farete con la tassa di soggiorno? Non siete contrari? Siete contrari o non siete contrari? E ci sono, come dire, degli attriti che verranno fuori prima o poi, perché le cose dureranno finché c'è il sole, ma al primo giorno di pioggia immagino che lo stridore delle cose farà, perché Grazie consigliere Antelmo, brevemente da quello che Scusi, giù perché mi hanno fatto l'appunto. Le slot machine. Cosa? Io e lei eravamo nella seconda amministrazione Sarti. Guardi, non temo smentita, lei era assolutamente a favore del casino al posto della biblioteca. E io fui il paladino di quello che disse no. Si ricorda, andammo insieme io e lei e altri, perché io voglio vedere, andammo a Lido, e litigammo anche la stessa sera. Si ricorda? Io me lo ricordo molto bene, eravamo tutti insieme e lei era favorevole alle slot machine. Sono compiaciuto, lei era cambiato idea. No, io non ero favorevole. Grazie consigliere Antelmo. Ero favorevole a peraltro. È stato quando siamo andati a vedere proprio quando siamo andati a Lido a vedere quella situazione là che ho deciso che non andava bene. Comunque le rispondo. Insomma, adesso per quanto riguarda il consigliere Pellegrini, per quanto riguarda il Pinocchio lasciamo perdere, va bene? Perché ce ne sarebbero tante da raccontare in questo consiglio. Però intanto per quanto riguarda le careghe diciamo la verità. È un po', come posso dire, sì. Per uno che ha fatto 7 anni di assessore parlare di careghe, insomma è uno stato, voglio dire, è uno che se ne intende. Volevo anche chiedere se per caso in questo percorso di riassestamento di maggioranza e minoranza le è venuto in mente magari di ritornare in qualche modo a fare l'assessore, perché a me risulta che c'è stato un momento in cui ha avuto anche questo pensiero e qualcuno si era anche interessato, ma comunque forse sono dicerie. Per quanto riguarda il problema dell'orario della biblioteca, non è che io me lo sia inventato, non mi sia inventata l'esigenza di tenere aperta la biblioteca tutto il giorno, anche se possibile il sabato e la domenica, perché ho raccolto molte indicazioni, molte richieste da parte di studenti universitari che sono a casa nel periodo di fine settimana e che avrebbero il piacere di andare a studiare. Quindi secondo me la biblioteca si deve trasformare dal luogo di consultazione in luogo di studio dove si possono anche realizzare altre manifestazioni come corsi di pittura o altro. Per quanto riguarda il terzo quesito non me lo ricordo più. La tassa di soggiorno. Sì, io ho la mia opinione personale. Per quanto mi riguarda la tassa di soggiorno che non si può togliere, sarebbe bene impiegare tutta la realizzazione del teatro comunale di Cause. Sarebbe, secondo me, la cosa migliore vedere dove si mettono i soldi. E secondo me il teatro è il modo migliore dove si possono vedere dove si impiegano i soldi invece che distribuirli come avete fatto voi in 1000 rivoli e poi alla fine non si è capito bene dove siano stati spesi questi soldi. Questa è la mia opinione, no? Questa è la potermi confrontare in maggioranza. Grazie, capogruppo Zanò. Lascio la parola al consigliere Tesa, poi al consigliere Mauro e chiudiamo. Torno a dire che il 23 dicembre è stata l'illuminazione per l'assessore Zanò. Assessore, mi scusi, consigliere, perché adesso in questo momento lei ha parlato da assessore. Infatti quello che mi fa specie è che lei è stato assessore all'epoca, e le finisco il discorso così capisce perché la chiamo assessore, no, le deve anche accettare, non solo dare, le deve anche incassare. Allora, lei è stato assessore ai lavori pubblici per anni, poi è stato cacciato, vabbè, ma non entriamo in polemica perché poi lì si va a finire oltre che non serve tediare le persone, comunque è scritto, è stato, ma problemi vostri anche là. Nessuno l'ha commentato, consigliere Zanò, nessuno le ha detto di infangare, nessuno le ha detto niente, solo che oggi, vi ricordiamo,
tutte quelle proposte che lei, come il Casino, aveva fatto con l'amministrazione precedente che lo voleva, perché i contatti ce li aveva lei con il Casino, non noi. Non lei. Ha regalato in Porta Chiavi, dove? Si ricordi bene che c'era il gettone da giocare al banco, bene. Comunque, guardi, allora, lei dica delle cose false, capito? ma io non le sto dicendo che chieda la parola, no, lei deve dire Cosa me vediamo tutti all'ordine, stiamo deliberando su linee programmatiche presentando la Non è possibile che lei impudentemente possa continuare a offendere le persone o a fare illazioni o a creare dei problemi che non esistono come fatto del Consiglio Comunale fino adesso. consigliere Teso per cortesia quindi no, c'è una presenza, per me lei poi c'è anche un rapporto di amicizia, quindi le cose che le dico fuori del Consiglio Comunale sono le stesse che le dico qua questa sera, quindi non mi venga a tacciare di mente. allora consiglieri, state parlando di un argomento che non interessa, non è parte di questa deliberazione, il Casino di Venezia non ci interessa niente in questa sede, per cortesia, arrivate a conclusione, se no vi leggo la parola. Io lo complimento e lo torno a dire che lei è stato di complimento e torno a dire che lei per quanto riguarda la cultura è sempre stato la luce di questa amministrazione, diciamola tutta, perché le sue interpellanze che mi evocano promessi sposi, dove comunque tra lei e il sindaco c'è stata la diatriba al di poco pittoresca, torno a dire la cultura è il suo campo, ben venga, e lei dimostra a oggi farà da suggeritore al suo consigliere all'epoca e oggi assessore alla cultura, che venga. Allora lei ha trovato delle nuove cose, come spendere i soldi, ce lo faccia sapere come ricaverà i soldi, dove andrà tirati fuori, che priorità darete. Questo chiediamo, e poi sia anche lei un po' più educato sulle risposte, perché torno a dire, io non l'ho offesa e non sono illazioni, torno a dire, facciamo un po' di memoria, altrimenti prendiamo qualcosa per ricordarsi la memoria, cioè bisogna essere anche un po' pacati, perché stiamo parlando, per esempio il suo programma l'ha fatto, questo lo chiederemo poi al capogruppo nuovo, questo programma, faremo interpellanze, faremo come ha fatto lei o ci darà le risposte delle stesse, questo le volevo dire. Grazie consigliere Teso, consigliere Fabro per un intervento, grazie. Sì, grazie gruppo e Presidente. Io non avevo intenzione di intervenire su questo punto, però il consigliere, non so se ancora da un gruppo, Antonio, dottor Antonio Zanon, si trascina in una polemica che non voglio raccogliere, però sono contento che Antonio Zanon abbia fatto l'intervento che ha fatto. Un intervento carico di acredine, carico di veleno, molto denigratorio nei nostri confronti, nei confronti miei, nei confronti di Alessandro Borini. Sono contento perché ogni tanto viene in luce la vera natura di questo nostro consigliere comunale, perché è abile Antonio Zanon a dissimulare sotto questa parvenza di bonarietà, sotto questa parvenza di questo fare sornione, è bravo a dissimulare, ogni tanto però viene a galla la sua vera natura, la vera sostanza di cui, la vera pasta di cui è fatto. E lo si vede quando appunto ha questi sfoghi che quasi incontenibili. Poi io non mi sono mai permesso di denigrarlo, non sono mai entrato nel criticare i motivi delle sue scelte politiche, prima contro, poi a favore. Guardando quella mappa, quel murales disegnato lì, si vedono degli andamenti molto meandriformi, no, di canali lagunari. Ecco, lo stesso si può dire del percorso politico di Antonio Zanon, meandriformi. Persona che poi, vedendolo alle prese con la vita politica locale e non solo locale, scopriamo essere abile tessitore di trame politiche, abile doppio, anzi triplo giochista, perché lui stesso dice spesso in fin dei conti ho 3 partiti da accontentare, quindi devo marcare l'armi come meglio posso. Bene.
Però, vedi Antonio Zanon, c'è anche la possibilità che ci sia qualcuno che ha una linearità di comportamento, e esiste anche questa possibilità, glielo dico, non è che per forza tutti devono assomigliare a lei nel rispecchiare il suo modo di fare politica. Esiste anche chi assume delle posizioni e cerca di essere coerente con queste posizioni. Lei è mai stato sfiorato neanche lontanamente dal dubbio che questa storia delle minacce sia effettivamente una storia vera? È mai stato sfiorato anche solo lontanamente dal dubbio che ci possa essere stata la vita di qualcuno in pericolo? Ma le chiedo questo. E lei dipinge una Caule bella, fatta di solidarietà, fatta di associazioni, di tante iniziative buone. Io questa Caule la conosco bene perché ne faccio parte, e io ho fatto parte, ho lavorato per 15 anni a tenere in vita una di queste realtà associative che lei ha nominato. Mi riferisco al gruppo Scout. Lei la conosce questa realtà associativa perché magari qualche suo familiare ne ha beneficiato. Bene, allora è proprio perché ci sta a cuore questa Caule che noi abbiamo deciso di prenderci una responsabilità gravosa di portare in luce e di denunciare una situazione. Noi non vogliamo essere i paladini della legalità, come lei ci ha descritti, ci ha dipinti. Non vogliamo avere nessuno monopolio di legalità, vogliamo che anche lei e tutto questo Consiglio Comunale si faccia carico di questo diritto sacrosanto che ha Caule di pretendere di avere istituzioni democratiche perfettamente trasparenti e legali. Lei con questa, allineandosi con la posizione del sindaco e di Giovanni Commisso, perché lei questa sera ha contribuito a gettare fango, a intorbidire ulteriormente. Bene, è una scelta. E questa evidentemente lei pensa in questo modo di fare il bene di Caule, la Caule che lei ci ha dipinto con questi colori, con queste tinte così belle rose e con colori pastello. Vede, dottor Zanon, lei potrebbe una volta tanto pensare che esiste anche un percorso lineare e che questo percorso qualcuno magari può anche farlo. Il capogruppo Marchesano doveva fare un intervento, poi chiudiamo qua. Grazie. Consigliere Tonon, brevemente. No, prego, scherzo. Ho chiesto la parola dopo e ha detto poi chiudiamo con il Consiglio Comunale. Prego, consigliere Tonon, do la parola a lei, ha detto che posso decidere io, adesso lo fate tutto voi. Consigliere Tonon, se vuole parlare, sto dando la parola, così il capogruppo Marchesano parlerà per l'ultimo. Prende i 45 minuti per dare la risposta ai tempi. Non ho niente da ridere, se vuole parlare, consigliere Tonon. Ma certo che parlo, è lei che ha fatto parlare tutti quanti in modo così. No, allora, stiamo però. Il gruppo Marchesano sta per prendere mandato come capogruppo di questa maggioranza, lo ha reso noto il signor